In una collina perfettamente conica che spunta dai campi di grano della Marmilla, somigliante a una mammella, a 270 metri d'altezza, sorge il castello di Marmilla o di Las Plassas, sentinella del Medioevo sardo. La fortezza nacque prima del 1172, anno in cui compare per la prima volta in un atto che la vede data impegno alla Repubblica di Genova. Da allora divenne baluardo di frontiera del potente giudicato di Arborea. Alla fine del XIII secolo il giudice Mariano II ne ordinò un profondo restauro, rendendolo un tassello chiave nella lunga guerra contro la corona d'Aragona. Dopo la battaglia di San Luri del 1409, la rocca passò definitivamente sotto il dominio aragonese, restando operativa per poco più di un secolo. Alcuni ambienti furono usati come prigione fino al XIX secolo, poi il silenzio. Oggi ammiriamo ruderi stabilizzati nel 2001, la torre maestra quasi intatta, il perimetro esagonale irregolare, una grande cisterna scavata nella roccia e i resti degli alloggi, dei magazzini e delle scorte di grano che nutrivano la guarnigione. Gli scavi hanno restituito ceramiche pregiate, frammenti d'armi, vetri e persino una macina. Testimonianze quotidiane custodite nel Museo Multimediale Muda, ovvero Museo di Archeologia Multimediale di Las Plassas. Qui un percorso immersivo di 1 ora e mezza racconta la vita dei soldati, i mestieri del villaggio e le radici romane del territorio. Chi visita il castello oggi percorre a piedi il sentiero che dal museo sale fino alla rocca, accompagnato da un'audioguida. Davanti al panorama sconfinato è facile intuire perché questa mammella di pietra sia stata per secoli il punto da cui controllare confini, raccolti e destini di un'intera regione.